Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video in real time. Siamo sulla strada statale 470 a diramazione della Valle Brembana, nei pressi di Dalmine, nel casello autostradale di Dalmine. Tra poco entreremo in autostrada A4 e andremo verso Milano. Buon viaggio! In avvicinamento uscita A4 autostrada centro commerciale, proseguendo dritti strada statale 42 Treviglio Berdello Stezzano. Incidente sulla destra. 803 111 call center di Abilità, 9 settembre 2025, le 13:41. Manteniamo la destra verso A4 autostrada. Autostrade per l'Italia, casello autostradale di Dalmine, inizio competenza. Questa è la nuova rampa bidirezionale inaugurata qualche mese fa. Trovate il video editato sul canale. Casello autostradale di Dalmine, prendiamo la corsia Telepass e si va. Direzione Milano e 64. Polizia stradale, controllo elettronico della velocità. Entriamo in carreggiata. Lavori dal chilometro 161, presenza operai, Man at Work. In avvicinamento area di servizio Brembo Nord. Autogrill ristorante Esso Servizio. Prossima area di servizio Brianza Nord. Uscita sulla destra per area di servizio Brembo Nord. C'è anche la possibilità di ricaricare veicoli elettrici. Prossima area di servizio Brianza Nord, 16 km. Prossima uscita Capriate San Gervasio, 3 km.
chilometro 163. In avvicinamento uscita a Capriate. Lavori al chilometro 161, presenza operai, Man at Work. 50 con nebbia di Steinfeld a 50 metri. Brembate sotto il monte Giovanni XXIII, raggiungibile dall'uscita a Capriate e San Gervasio. Capriate e San Gervasio, a 4 Milano. Attenzione, uomini al lavoro. Ponte sul fiume Adda, lasciamo la provincia di Bergamo, entriamo in città metropolitana di Milano. Prossima uscita a Trezzo sull'Adda fra 1,5 chilometri. In avvicinamento uscita a Trezzo sull'Adda. Caprio d'Adda raggiungibili dall'uscita a Trezzo sull'Adda. Attenzione, operai al lavoro, Man at Work. Controllo elettronico velocità col sistema Tutor. 50 con nebbia di Steinfeld a 50 metri. Uscita a Trezzo sull'Adda, sulla destra. E proseguiamo dritti verso il 64 a 4 Milano. Quattro corsie. Prossima uscita, Cavenago Cambiago tra 5,5 km.
traffico intenso in direzione Milano, lavori al chilometro 149, presenza, prestare attenzione. In avvicinamento uscita a Cavenago Cambiago, intanto lasciamo la provincia di Milano, entriamo in quella di Monza Brianza, Cassano d'Adda, Treviglio, Caravaggio e Crema, raggiungibili dall'uscita Cavenago Cambiago. Avvicinamento area di servizio Brianza Nord, autogrill, ristorante e di servizio e Free2X elettrico. Subito dopo svincolo per la tangenziale esterna di Milano, lavori al chilometro 149, prestare attenzione. Area di servizio Brianza Nord, subito dopo a 58 tangenziale esterna, a 35 Brescia, 1 Bologna, Linate. Uscita sulla destra per la 58, tangenziale esterna, a 35 Brescia, di 35 a 1 Bologna, Linate. Poi proseguiamo dritti verso il 64 a 4 Milano, Malpensa. Prossima area di servizio Lambro fra 14 km. In avvicinamento uscita Agrate, Monza. Monza, Gorgonzola, Melzo, Vimercate, Lecco, raggiungibili dall'uscita Agrate. Attenzione ai lavori. Agrate, 64 Milano. Il termine di questo viaggio sarà sulla tangenziale est di Milano, quindi fra poco svincoleremo. In avvicinamento uscita a tangenziale est di Milano, a 1 Bologna, a 7 Genova. A 51 tangenziale est di Milano, a 1 Bologna, 7 Genova, Milano Centro, Linate. Proseguendo dritti si raggiunge Milano, Malpensa. Noi prendiamo lo svincolo verso tangenziale est di Milano, a 1 Bologna, 7 Genova, Milano Centro, Linate. Lasciamo la competenza di Autostrade per l'Italia, entriamo nella competenza di Milano Serravalle, Milano Tangenziali. A 51 tangenziale est di Milano, alta stazione Bredi Agrate fra 1000 metri.
controllo uso cellulare alla guida. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video in real time. Vi aspetto a un altro video. Alla prossima!